Chi meglio di un abitante può raccontare i tesori della terra dove vive e lavora, facendo scoprire luoghi, storie, personaggi ed esperienze che costituiscono un vero patrimonio di cultura e bellezza di un territorio. Da queste premesse nasce Io Vivo Qui, un progetto che punta a valorizzare le aree rurali più marginali della montagna e della collina vicentina, coinvolgendo in prima istanza proprio i residenti e dando un nuovo slancio al senso di appartenenza alle loro terre. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Lusiana Conco. Siamo in un piccolissimo paesino in provincia di Vicenza, ci troviamo nell'altopiano dei 7 comuni di Asiago e oggi stiamo partecipando ad un progetto veramente speciale. Infatti siamo grati per essere qui e per poter vedere queste meraviglie che non sono molto raccontate. Infatti siamo qua proprio per questo. È un progetto che si chiama Io Vivo Qui e è finanziato dalla Camera di Commercio di Vicenza, promosso dal GAL di Montagna Vicentina. Oggi faremo il giro dei mulini, accompagnati da una guida, quindi lascio a lei tutto il racconto, non vi spoilerò niente perché è veramente brava. È un video molto particolare, godetevelo, sedetevi perché sarà stupendo, vi porteremo un pochino in posti particolari che sicuramente anche voi non avete mai visto e restate con noi. Ciao a tutti, sono Federica e benvenuti a Valle di Sopra, località del territorio di Lusiana, nel comune di Lusiana Conco. Ci troviamo nel versante meridionale dell'altopiano di Asiago dei 7 comuni. Come vedete affacciati proprio sul balcone dell'altopiano, abbiamo una bellissima visibilità sulla pianura. Questa che vedete è la Valle di San Donato, soprannominata Valle dei Mulini. Pensate, a partire dal 1600, qui, grazie al torrente Chiavone Bianco, pensate, sorgono fino a 18 mulini. Oggi è possibile visitare e accedere a 3 macchine idrauliche all'interno, restaurate, un mulino per i cereali, un pestarino per l'orzo e un maglio da battiferro. Ovviamente, vi parlavo di 18 mulini, erano comprese anche le segherie, che ad esempio al momento non ce ne sono di restaurate. Il maglio da battiferro lo vedremo funzionante, quindi con la ruota idraulica che gira in funzione, quindi è molto affascinante. Io sento già in lontananza anche il rumore dell'acqua e io mi concentro un pochino e lo sento. Credo che ne vedremo parecchia. Il torrente Chiavone Bianco è un torrente importante per l'altopiano che, come sapete, riguardo all'acqua scarseggia abbastanza, quindi oggi avremo occasione di vedere delle piccole cascate belle gonfie d'acqua visto i giorni di pioggia abbondante. Direi che possiamo incominciare con il percorso. Tanti anni fa qui era completamente pieno di terrazzamenti, cioè era tutto coltivato a terrazzamenti, muretti a secco e in particolare un tipo di frumento veniva coltivato per l'intreccio della paglia. È proprio un paesaggio che si è completamente trasformato. Adesso ovviamente l'abbandono progressivo che c'è stato, l'agricoltura, ormai la vita rurale è sempre più scarsa, quindi il bosco si è ripreso tutto, ma ci sono foto d'epoca che sono veramente affascinanti, in luglio campi dorati, cioè proprio alla Van Gogh. Colpi d'occhio. Mulini che hanno poca portata d'acqua, cioè qui il corso d'acqua è ancora lontano. Allora, l'acqua veniva portata attraverso delle canalette. L'ultima parte, vedete, è una canaletta in legno. Perché venivano costruiti lontano dal letto del torrente? Per ovvi problemi di piena. Potevano essere danneggiati
allagati, quindi un grave compito del mugnaio era anche quello di occuparsi della manutenzione delle canalette, era molto impegnativo. Più spesso lasciava magari la moglie a guardia della tramoggia da riempire, per dire. Quindi il lavoro della pulizia delle canalette è fondamentale. Immaginiamo un getto d'acqua che cade a doccia dentro alle cassettine, basta pochissima acqua per riempire le cassettine e far girare la ruota, per gravità la ruota poi gira. Siamo entrati nel cuore del mulino, qui si vede molto bene come funziona il meccanismo, perché è in versione, come vedete, un po' ingigantita, si entra proprio dentro al motore di questa macchina idraulica. Allora, come vedete, la ruota è qui fuori collegata a quest'asse orizzontale, a questo tronco. La ruota, quando girava, trasmetteva, vedete, il movimento a questo grande scudo che si chiama Lubecchio, scudo dentato. I perni si incastravano sulla lanterna e trasferivano il movimento al piano superiore, all'asse verticale al piano superiore. Poi sarà più facile capire il meccanismo quando andremo di sopra, perché farò girare le due mole da sopra e affacciandoci al piano di sotto potremo vedere la lanterna che gira. Lo faremo un po' al contrario in pratica. Girare le mole così. Noterete come la lanterna sotto gira, tutto collegato. Puoi andare giù a vedere? Sì. Allora, questa grande vasca in pietra è una pila da orzo. E quindi vi dicevo già prima, ho accennato che l'orzo ovviamente non veniva pestato, ma veniva sbucciato, decorticato. Questa pila, questa grande vasca, pensate, veniva scavata direttamente nelle cave e poi fatta arrivare qui, probabilmente rotolando giù. Parliamo di qualche tonnellata di pietra. Veniva riempita con un centinaio di chili d'orzo. L'orzo veniva bagnato, così aumentava anche di volume, e lo scopo era sfregarlo, continuare a rimestarlo. Quindi oltre a queste due mole folli presenti, quindi folli perché giravano anche su loro stesse, folli pazze, quindi sia intorno alla pila che su loro stesse. Che manca ora è il giogo, quindi c'erano collegati dei paletti che aiutavano sempre il lavoro di rimescolio dell'orzo. Ci volevano alcune ore, una decina di ore perlomeno, veniva tolto, ventilato, quindi eliminate le bucce. Se pensiamo ai tempi più antichi con setacci, poi inventano attrezzi come questo, un ventilatore, si versava l'orzo e girando poi le bucce volavano via. Quando l'orzo era pulito, era decorticato, si diceva che era brillato, giusto? L'orzo era un cereale molto importante anche per scopi meno ovvi, come ad esempio l'acqua veniva utilizzata per lavare i bambini. Ancora oggi ha un potere emolliente, lentivo, l'amido che rilascia l'orzo ha un potere benefico per la pelle. Immaginiamo le bucce, ne saranno state ghiotte le galline, e non si buttava niente. Parliamo di un periodo in cui la vita rurale, l'economia era magra decisamente, quindi anzi le famiglie dei mugnai erano quelle più abbienti, Infatti si diceva che quando una ragazza sposava un mugnaio aveva fatto fortuna, penso. Certo.
l'unico forno comunitario del paese, l'unico forno che c'era. Questo forno ha 400 anni ed è ancora funzionante. Mi è capitato di passare di qua e di vedere infornare il pane. Sì, deve essere molto buono. Non ho mai avuto il piacere di passare quando lo tiravano fuori dal forno, purtroppo. Beh, diciamo che fra questi messaggi che ci sono ancora qui da molto tempo, ce n'era uno che a me aveva sempre colpito parecchio, che diceva che la materia non ammette pentimenti. Ognuno ci può riflettere sopra sul significato. Io ho dato il mio significato, insomma, la mia interpretazione. Secondo me il cibo, il pane, parlando di questo periodo, è una cosa seria. Quindi quando si dice, adesso mi viene in mente il detto, non piangere sul latte versato, no? L'idea qui che bruciare il pane non era una cosa che andava fatta di sicuro, quindi era una cosa per cui bisognava stare veramente attenti. Il pane qui si faceva non tutti i giorni come facciamo oggi, il pane si mangiava poco, più spesso la farina bianca, la farina di frumento veniva conservata per fare la pasta, per tirare un po' di pasta. Il pane si faceva ogni 3 settimane mediamente ed era un pane fatto con lievito madre, ovviamente. Oggi pensiamo al lievito di birra, insomma il pane il giorno dopo è già duro come una pietra, giusto? Quindi era un pane che si conservava a lungo, certo dopo qualche settimana veniva bagnato per essere mangiato con l'acqua, magari i contadini sui campi con il vino o a colazione con il latte. Era un pane che andava mangiato fino all'ultima briciola, certo non si buttava, proprio no. Oltre all'energia dell'acqua, come vediamo, doveva riuscire, con la stessa energia ovviamente, ad alimentare anche la cucina, quindi ad alimentare il fuoco. E qui c'è una cosa particolare, bomba idroeolica. Questa riesce ad alimentare la cucina. Il getto d'acqua che veniva immesso dentro questa vasca si frangeva su una piastra, creando un moto convettore che riusciva a separare l'aria dall'acqua. L'aria veniva convogliata all'interno della cucina attraverso un tubo, mentre l'acqua defluiva attraverso un sifone. Quindi è un'invenzione non da poco, se parliamo del 1600. La cucina, no? È qui che si doveva scaldare il ferro con le pinze. Quindi l'aria calda, che vi dicevo della tromba idroeolica, arrivava fino a qui. Perché il ferro ovviamente va arroventato, giusto per essere battuto e lavorato con il martello. Poi il carbone, sì. Poi era il grande martello che mettevano le prime volte il ferro, poi le finiture le facevano nelle pugline col martello. Allora le ruote qua non vi andava su e girava e andava giù qua in queste due ruote. Allora questa ruota in pole, diciamo, no? Con questa leva passavano le cinghia di qua. Quando dovevano far funzionare il martello, prendevano la leva, la cinghia passava su questa ruota e ora cominciava a battere, qua c'è un ingranaggio a tre denti, vedete? Eccolo qua. E allora girava, cominciava a battere, vedete? Quello che c'era, più batteva, più volte batteva. E adesso il getto che è messo sopra la ruota, non è la canetta piccolina. Quando doveva lavorare 24 ore. Questo, sapete cos'è questo manico di che cosa è fatto? Sai, le corna delle mucche? Le mucche.
Creavano le corna e poi facevano il manico. Questi qua è una minima parte degli attrezzi che avevano, perché qua dopo gli anni 50 li abbiamo affittato 2 o 3 anni a un fabbro, e quando è andato via ha portato via quasi tutti gli stampi che roba là. Classico. Che per esempio, ecco, queste qua facevano per l'acetano, per mettere il manico. Vedi? Battevano col martello, mettevano dentro questo, e più tu andava, più faceva cosa. Pesante di calata quella roba. Ha tutto qua. Cosa vuoi? Questo qua 500 anni, 550 anni c'è quel posto. È sempre stato di nostra proprietà. I miei bisnonni, i miei anziani, sempre nostro. Io sono nato sulla casa qui di sopra. Qui c'era il mio zio che faceva il fabbro. Dopo lui è morto a 45 anni per tumore, perché dicevano che era il fumo della caldaia. E sua moglie aveva 4 figli, sono partiti, sono andati in America. Dopo negli anni 80 ho detto noi non veniamo più e vendiamo, e allora ho comprato io questo pezzo di casa. E lui quindi dopo vendeva i oggetti, andava tipo nei paesi, nei mercati? Andavo via il sabato, mio zio. Nei mercati del paese? Andavo su Asiago Fino ad a Asiago? piedi, però partiva qua, partiva venerdì notte, andava su Col ferro. col ferro, sei a piedi, perché allora non c'erano mezzi, non c'era macchina, non c'era moto, non c'era... Niente. E andava su con 2 o 3 coltelli, 2 o 3 accette, picconi, e prima che non aveva finito di venderli, veniva a casa. Certo. Anche perché uno... Però alla domenica mattina arrivava sempre, Sì. arrivava sempre. Allora, qui si lavorava fino a venerdì. Sabato e domenica niente, perché l'acqua serviva a innaffiare i campi. E allora dovevano star fermi. E dopo che c'era la processione dei contadini, quando pioveva, i contadini non potevano lavorare pure nei campi, allora venivano qui, avevano della seta da affilare o qualche pezzo da aggiustare, perché si saltavano anche col fuoco. Questo pezzo qua, 4 anni fa, è venuta una comitiva da Milano e c'era un professore della Bocconi, e allora la prende in mano e la guarda e mi fa: ma sa cos'è questa? È un pezzo di ferro? No, dice, questa è una meteorite, questa è una meteorite. Siamo finalmente entrati all'interno del mulino Garzotto di Amedeo Garzotto. Questo è un mulino a castello, vedete il piano superiore sopraelevato per accedere appunto alle macine, per lavorare al di sopra. Questo è proprio completo, abbiamo una macina per il grano turco, una macina per il frumento e abbiamo anche il pestarino per l'orzo qua. Quindi vi accennavo prima, qui ci sono tutti quanti gli ingranaggi triplicati, quindi dalla ruota esterna, l'albero che entra, l'asse orizzontale che entra è collegato a quello scudo gigantesco centrale, poi i movimenti sono divisi nelle diverse lanterne che passano il movimento a loro volta ad altri scudi per far funzionare il tutto. Adesso è tutto fermo, ovviamente non è possibile l'acqua. Fino a qualche tempo fa ogni tanto si riusciva a spostare un po' la ruota sopra la cascatella che avete visto, ma restiamo di rimanere senza ruota, è molto, molto fragile. Allora, come funziona? Accennavo adesso a Zeno che alcune parti in legno del mulino, sapete che tutto risale al 1600, alcune parti in legno sono proprio del 1600, hanno 400 anni, ad esempio la tramoggia, è quel grande imbuto, vedete, adesso io salgo, vi faccio vedere. Questa è la tramoggia, qui veniva versato il cereale, quindi il sacco di cereale da macinare, poteva essere appunto il frumento o il grano turco,
veniva versato nella tramoggia. All'interno veniva inserita questo attrezzo, questa è una cantarella, non è altro che una specie di allarme che si erano inventati. Quando era ora di riempire di nuovo la tramoggia, questa cantarella, questo attrezzo in ferro, batteva a vuoto sulle pareti di lamiera della tramoggia in pratica. Finché era piena stava ferma, quando era vuota segnalava con il rumore che era ora di riempirla di nuovo. Vi dicevo infatti che spesso il mugnaio non era sempre all'interno del mulino, quindi la tramoggia veniva riempita spesso magari anche dalla moglie o da chi era, da qualche figlio, da chi era in zona. Poteva essere un oggetto in metallo qualunque, anche questo, vedete? Il cereale poi passava all'interno delle due mole, adesso non vedete che ci sono due ruote qui in pietra perché sono fasciate da questo cilindro in legno. Ma immaginatele come questa sotto i vostri piedi, qua c'è una ruota sotto a Laura, sotto i piedi di Laura, c'è una ruota che dopo 100 anni più o meno di onesto lavoro è finita a rattoppare il buco del pavimento, non si buttava appunto niente. Anche all'esterno nella parete c'è una ruota che chiude un buco. Si nota proprio anche la scanalatura che crea questo movimento a farfalla, vedete che sembra una farfalla? Ecco, veniva sempre resa ruvida, il cereale così prendeva il moto rotatorio, grazie a queste scanalature. La ruota sopra girava, la ruota sotto era chiamata dormiente perché stava ferma. Quindi tra le due ruote, tra le due mole, si macinavano i chicchi, che poi finivano all'interno del cassone. Dov'è il cassone? Attraverso questa condotta. Vedete, questo è il cassone, si chiama buratto. Questa è la parte più moderna, come vedete, questo è stato rifatto. Qui ce n'è una parte, c'è un settaccio molto antico, questo è un settaccio decisamente nuovo. Quindi qua venivano separate ovviamente le granaglie più grosse dalla farina. Parliamo di un periodo in cui non si utilizzava la farina 00 come facciamo oggi, o la farina 0. Parliamo di farina integrale. Quando hanno iniziato a richiedere la farina 00 magari per il pane bianco, per fare torte più soffici, pensate che loro la chiamavano la farina stupida. Perché togli le sostanze nutritive restava poco, quindi era difficile da capire per la gente contadina che faticava a mettere insieme il pranzo con la cena, da dover togliere e vendere una cosa che era diventata povera di nutrienti, no? Quindi la farina stupida per un po' è stata chiamata quella 00, che però faceva il pane bianco per la gente magari di città. Beh, non abbiamo ancora parlato del fatto che i mulini hanno avuto il loro massimo splendore, poi via via man mano che l'energia elettrica si è diffusa, diciamo che il confine lo possiamo stabilire intorno al 1950, si è diffusa l'energia elettrica e ovviamente i mulini ad energia idraulica non hanno più avuto motivo di esistere, non ce l'hanno più fatta. Quindi hanno resistito a molte guerre, a un sacco di vicissitudini, ma all'energia elettrica non sono riusciti a sopravvivere. Vi faccio notare l'attrezzo di paglia. Vi ho parlato dei campi dorati, dei terrazzamenti con le spighe dorate che si potevano vedere in luglio, ecco. Veniva piantato il frumento soprattutto per l'intreccio della paglia. Certo che non si buttavano le spighe, che il pane si faceva la farina, ma in particolare il frumento veniva coltivato per ottenere steli, i fastughi venivano chiamati steli, per intrecciare la paglia. Sembra Pasqua. È stata un'attività importantissima, pensate che la chiamavano l'industria della miseria, è un'attività che ha integrato l'economia familiare di queste zone per parecchio tempo, per parecchi secoli, ha evitato diciamo l'emigrazione totale vorrei dire, quindi la produzione di borse, chiamate sporte e cappelli di paglia, vediamo se abbiamo ancora c'è ancora un cappello qui, è stata una cosa molto, molto importante. Pensate, i fastughi potevano essere sottilissimi, per creare treccia sottile come questa, molto preziosa. Potete anche passarvela, provare a sentire quali mani delicate potevano intrecciare una cosa del genere. Venivano fatte anche, la paglia poteva essere, la treccia poteva essere anche tinta. È paglia? Ad esempio al Museo Palazzon abbiamo ancora conservato una borsetta da sera, tinta in nero, con una treccia sottile come questa. Poi
La maggior parte delle borse però era fatta in treccia. No, come non averlo? In treccia grossa come questa Sembra qua. tasca. Si utilizzano 7 steli, 7 fastughi per fare la treccia base, per fare le sporte, le borse, tipiche borse della spesa. 7, si potevano usare fino a 16 anche fastughi, steli, lì era l'abilità delle donne, ci sono tipi di treccia molto particolare, la dressa viene chiamata qui. E tutti intrecciavano, fin da piccoli, fin dall'età di Zeno, incominciavano a fare magari la treccina da 3, andando a scuola a piedi, camminando magari. Poi si racconta durante i lunghi filò, nelle serate invernali, nelle stalle, quando si chiacchierava, non si stava con le mani in mano, ma si lavorava, si intrecciava la dressa. Le ragazze magari riuscivano a mettere insieme qualcosa per la dote, no? La famosa dote, una camicia da notte, un lenzuolo, poche cose, povere, ma pensate che un pacco come questo, un pacco di treccia, che era proprio merce di scambio, veniva pagato, non so, il valore, pensiamo a un chilo di pane, un litro di latte, ma sono ore e giorni di lavoro, ore e ore. Caseificio, casello è il termine dialettale. Quindi si metteva insieme il latte di più persone. Ovviamente parliamo di un tempo in cui si usavano ancora le caliere come queste, in rame. Adesso non è più possibile per questioni igieniche, ovviamente igieniche. Quindi mettevano insieme un centinaio di litri di latte e poi dividevano le forme di formaggio tra chi aveva contribuito a riempire la caliera. Sono un po' gli attrezzi. La zangola per il burro, si dà molta importanza al formaggio, ma il burro allora era ancora più importante, era l'unica fonte di grasso per cucinare oltre a quello del maiale, quindi il burro era molto importante per un commercio piuttosto grosso, quindi dalla panna si otteneva ovviamente il burro. Zangola per grandi quantità, anche solamente fiaschetta a livello familiare, non si sbatte la panna finché si riaddensa. Attrezzi per rompere la cagliata, per girare il formaggio, vedete sono spilli trisi fatti in legno, campanacci, bidoni del latte, i cocci, forse ad esempio il vaso in coccio ci ricorda il fatto che il burro per essere conservato, molto importante la conservazione del cibo, no? Perché si diceva che è prezioso e non va fatto ovviamente andare a male, quindi il burro irrancidiva velocemente, quindi per essere conservato veniva fatto sciogliere, salato, magari anche aromatizzato con qualche erba e poi fatto riaddensare dentro un vaso di coccio. Lì il sale fungeva da metodo di conservazione, il sale come l'aceto per le verdure sotto aceto. La cantina infatti era il luogo dove si conservava il cibo, non abbiamo un'idea della cantina un po' romantica legata al vino. Nei luoghi di montagna la cantina era dedicata alla conservazione del cibo. Il frigorifero era la moscarola appesa dove si conservava cosa? Non serviva il frigorifero, non c'era cibo in eccesso da conservare. Quindi la moscarola serviva per mettere il salame che era stato tagliato, il pezzetto di formaggio perché non ci arrivassero i topi. Per il resto la cantina appunto c'erano i cavoli cappucci conservati sotto sale, l'unica verdura che si poteva conservare durante l'inverno, i crauti, diventavano i crauti. C'è un tempo in cui si faceva l'olio di noci perché oltre al burro un'altra materia grassa utilizzabile che poteva provenire dalle montagne, dicono che si facesse pure la farina di fagiole. I faggi, fanno le fagiole, sono comunque in qualche modo commestibili per allungare, parliamo in tempi di fame, di miseria nera proprio. Io ho sentito raccontare, ho letto di racconti in cui allungavano le farine anche con le fagiole, con i frutti del faggio praticamente. Sono immagina tipo delle bacche, oltre alle castagne potevano macinare anche quelle. Certo, il periodo delle castagne era fantastico perché era cibo, erano nutrienti ricche di vitamine, di sali minerali.
che oggi avete partecipato all'uscita della Valle di Mulini, ma le realtà museali che ha creato il Museo Diffuso appunto di Lusiana sono diverse. Allora, il villaggio preistorico del Monte Cornion, quindi con un archeoparco dell'età del bronzo ricostruito, il museo etnografico sulle tradizioni della gente di Lusiana in centro al paese, poi c'è il giardino botanico alpino al Monte Corno, quindi con una varietà di piante endemiche del territorio, vale la pena, anche lì è con tenacia conservato, insomma è molto importante come realtà. E poi abbiamo anche le attività del bosco, l'area dei Labioli sulle attività del bosco, quindi con le antiche carbonare, il baito del boscaiolo, i caratteristici labioli, questi catini naturali formati dalla roccia per raccogliere l'acqua. Qui veramente si raccoglieva l'acqua da bere. Quindi il Museo Diffuso nasce 20 anni fa proprio con l'intenzione di promuovere e divulgare il più possibile le realtà diverse del territorio. Ecco. Bene, vi ringrazio per la visita. Grazie a te. E vi aspetto magari per un'altra occasione. Grazie mille, sai. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Grazie davvero. Grazie. Oggi giornata veramente super mega intensa, non abbiamo avuto un secondo di tempo per parlare con voi. Vi do appuntamento alla prossima puntata perché vi porteremo a scoprire tantissime altre stupende cose che abbiamo scoperto anche noi oggi pomeriggio, ma adesso basta. Adesso basta, siamo stanchissimi e niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente è una cosa un po' diversa del solito che non abbiamo portato nel nostro canale, però è anche bello così. Sono proprio contenta di aver scoperto queste nuove cose e di condividerle soprattutto con voi. Quindi niente, ci vediamo alla prossima e buona serata a tutti.